Ciao, io sono Davide Ferrari e oggi sono venuto a Seneghe per presentare questo libro che si intitola Dei pensieri la condensa ed è un libro che è scritto in dialetto pavese. Sono particolarmente contento di essere qui perché è un posto che amo molto. Sono venuto nel 2014, questa è la seconda volta e penso che il Cabudane de Sos Poetas sia uno dei festival più belli che c'è in Italia, sia per come è organizzato, per la qualità e anche per l'accoglienza. E posso confermarlo questa seconda volta perché mi sono sentito come accolto a casa, a parte che ci sono molte persone che ormai sono diventate amiche, ma mi sento molto a mio agio, ecco. E oggi sono venuto a presentare questo libro e mi ha fatto molto piacere perché portare un libro nella propria lingua, quindi nella propria lingua dialettale pavese in Sardegna, che comunque è una terra ricca di tradizioni linguistiche e ha una lingua che molto bella, mi ha fatto molto piacere perché comunque è una soddisfazione, specialmente oggi perché la presentazione è stata fatta con Nicola Verderame, che è un traduttore che stimo molto, è diventato un amico e l'ho conosciuto proprio qua a Seneghe 3 anni fa ed è riuscito proprio per la sua dimestichezza con una lingua altra in quanto traduttore a guidare questa presentazione in un modo molto fluido e che mi ha permesso di essere libero di dedicarmi proprio alla recita delle poesie. E, penso che di festival come questo ce ne sia parecchio bisogno in Italia, specialmente in questo periodo, perché è un festival ricco dove si possono vedere degli autori e degli artisti comunque anche di fama internazionale. C'è uno scambio reale perché poi il paese è molto piccolo e quindi dove ti giri, trovi qualcosa di interessante da vedere e gli incontri durano durante tutte le giornate e penso che sia anche un'opportunità per la cultura, per l'arte, per la poesia, per essere goduta da tanti altri attraverso anche il lavoro di documentazione, attraverso i social che oggi servono anche a questo e soprattutto stare in un posto del genere dove c'è un'educazione, questo bisogna ringraziare Mario Cubeddu che ha inventato questo festival, l'ha portato avanti per ormai 14 anni e l'associazione Perda Sonadora, educare un paese a portare avanti una situazione di questo tipo, quindi coinvolgendo tutti, penso che sia uno dei modi migliori per creare una relazione, per creare cultura vera che si basa su delle origini e quindi su delle basi molto solide.